Si è voluto immaginare così l'ultimo atto di un'intricatissima vicenda che a metà del secolo scorso ruotava intorno a migliaia di gioielli e ceramiche provenienti dalla necropoli di Tarros. Attori protagonisti di questa massiccia esportazione di reperti archeologici furono, secondo questa versione dei fatti, il comandante Barbetti e il banchiere Olivetti. Lord Vernon viene dunque sciolto da qualsiasi addebito e il mistero rimane sull'identità dei due personaggi che abbiamo visto muoversi nella casa d'aste di Christie's. Recenti studi e ritrovamenti documentari hanno gettato nuova luce sulla vicenda e una possibile soluzione dell'enigma passa per il celebre British Museum di Londra. Il Dipartimento della Western Asiatic Antiquities conserva quella che, già dal secolo scorso, veniva chiamata la Great Sardinian Collection, oltre 1700 preziosi reperti giunti da Tarros. Sono oggetti di corredo funerario ritrovati in sepolture fenicie, puniche e bizantine. Oggetti che servivano ad ornamento a ricche signore, orecchini in oro di pregevole fattura, alcuni dei quali ricordano moduli decorativi ancora adoperati dagli artigiani sardi. Anelli, con o senza i caratteristici scarabei, o gioielli di foggia più semplice. Particolarmente interessante è il bracciale, o secondo alcuni parte centrale di un diadema, costituito da lamine d'oro lavorate a sbalzo, molto simile a quello conservato nel Museo di Cagliari. E ancora collane in pietre dure con pendenti d'oro e piccolissimi amuleti che, come si può immaginare, ben si collocavano in un contesto funerario. Si trovano anche oggetti relativi alla professione e alla funzione del defunto, come questo curioso sigillo cilindrico. Non mancano neppure preziosi oggetti di uso quotidiano, deposti nelle sepolture dagli abitanti di Tarros per abbellire l'ultima dimora dei loro cari. Le caratteristiche ceramiche attiche a figure nere o quelle etrusche, i minuscoli contenitori per i profumi di fattura punica. Oggetti questi che, provenendo dai più lontani porti del Mediterraneo, testimoniano la vitalità commerciale di Tarros sin dall'VIII secolo a.C. Il modo però in cui tali oggetti pervennero al British conferisce alla vicenda l'aspetto di un vero e proprio giallo che chiama in causa Gaetano Cara, nell'Ottocento direttore per oltre 30 anni del Museo Archeologico di Cagliari. A nome del Cara agiva infatti il comandante Barbetti, un ufficiale in congedo dell'armata francese, quando nell'ottobre del 1855 si presentò al Museo del Louvre a Parigi per offrire una collezione di reperti di grande valore ritrovati a Tarros dallo stesso Gaetano Cara nel corso degli scavi intrapresi l'anno precedente. Ma il prezzo proposto per l'acquisto della collezione sembrò eccessivo ai funzionari del Museo Imperiale e al comandante Barbetti non restò altro da fare che attraversare la Manica per trovare a Londra nuovi e più ben disposti acquirenti. E li trovò nel British Museum, che, come abbiamo visto, per ben 1000 sterline ebbe i 1430 pezzi offerti dal Barbetti. Indubbiamente la collezione era quanto di meglio potesse desiderare un direttore di museo. Ma ciò che più di ogni altra cosa dovette entusiasmare Mr. Hawkins, allora responsabile della sezione archeologica del British, furono i registri e i disegni con i quali il Cara, precorrendo sorprendentemente gli sviluppi della metodologia di scavo archeologico, documentava l'esatta provenienza e la collocazione di ciascun oggetto al momento del ritrovamento. Le indicazioni fornite dal Cara e integralmente accettate dai curatori del museo lasciano comunque aperti molti interrogativi. Molto spesso infatti sono indicati come provenienti dalla stessa tomba oggetti risalenti ad epoche molto distanti tra loro. Nella tomba numero 6, per esempio, si trovano insieme scarabei del 450 a.C. e ceramiche della Campania risalenti al I secolo a.C.
Lasciamo comunque le problematiche archeologiche e torniamo alla nostra storia. Appena 2 mesi dopo l'acquisto della collezione Terrence da parte del Museo di Londra, il Barbetti scrisse nuovamente a Mr. Hawkins per proporre l'acquisto di una nuova collezione di antichità ritrovata a Tarros dal direttore del Museo di Cagliari, Gaetano Cara. Questa volta però l'Hawkins non volle saper niente. Si interrompe dunque qui il rapporto tra il Cara, i suoi misteriosi emissari e il Museo Britannico. La nuova collezione offerta dal Barbetti prenderà una nuova strada, purtroppo più rovinosa. Un tale Raffaele Olivetti pubblicò a Parigi nel luglio del 1856 un opuscolo il cui titolo, tradotto dal francese, così suona: Catalogo di una collezione di antichità fenicio-egiziano-sarde trovate nella necropoli di Tarros, appartenenti a Messie Raffaele Olivetti e a Messie Comandante Barbetti. Ma anche questa volta a Parigi la fortuna non arrise ai nostri trafficanti d'antichità e la loro merce passò così per la celebre casa d'aste londinese. Nel catalogo di Christie's, relativo ai giorni 1, 2 e 3 giugno 1857, nell'illustrare i pezzi messi all'asta si mettono in chiara evidenza le doti del Cara, che abilmente aveva messo in luce un così ricco patrimonio. L'esito di questa vendita, assai vantaggioso per gli offerenti ma disastroso per la scienza archeologica, a noi è già noto. Quello che resta da svelare è il mistero sull'identità del Barbetti e dell'Olivetti. Già il celebre canonico Spano aveva più volte parlato di 2 non meglio identificati speculatori sardi che sul continente cercavano di piazzare presso privati e musei preziosi reperti. Solo più tardi lo Spano, in un'infocata lettera al direttore generale dell'Antichità del Regno, darà ai 2 speculatori i nomi di Gaetano Cara e di suo figlio. È evidente dunque che l'Olivetti e il Barbetti servissero solo da copertura o da prestanome. Mentre dunque i reperti archeologici autentici della Sardegna prendevano all'estero una strada senza ritorno, nell'isola non mancavano coloro che tentavano di arricchire il patrimonio archeologico sardo in tutti i modi, compreso quello della fabbricazione dei falsi. Se i falsi idoletti in rame realizzati dal povero Mongia fecero la fine che meritavano, frantumati dal loro stesso artefice in presenza del reggente e la Real Cancelleria, una sorprendente quantità di bronzetti fasulli continuò a far mostra di sé nelle bacheche del Museo di Cagliari per tutto l'Ottocento, fino a quando cioè Ettore Pais, divenuto direttore, seppellì nel più profondo sotterraneo del museo le croste che infestavano la collezione archeologica. E nei magazzini del Museo Archeologico di Cagliari, situati nelle antiche carceri della Torre di San Pancrazio, siamo giunti per mostrarvi alcuni degli idoli falsi e bugiardi, così vennero definiti, frutto di mistificazioni e raggiri che coinvolsero alcuni tra i più accreditati intellettuali e studiosi sardi dell'epoca. Le famigerate e false carte d'arborea costituiscono senza dubbio il prodotto più noto dell'attività dei falsari dell'Ottocento. Meno conosciute sono invece le vicende legate al traffico di falsi reperti archeologici. Un fenomeno tuttavia di vasta portata se si pensa per esempio che dei 180 bronzetti del Museo di Cagliari descritti dalla Marmora, ben 120 successivamente risulteranno falsi. Un numero destinato ad accrescersi enormemente negli anni successivi, se si pensa che in 15 anni vennero acquisiti dal Museo di Cagliari oltre 140 idoletti fenici, quasi tutti falsi. Coinvolto nella vicenda, anche secondo quanto ha affermato in un saggio il professor Giovanni Liliu, sarebbe stato un sergente di artiglieria in servizio presso il Regio Arsenale di Cagliari. La vicenda non venne mai chiarita. Fatto sta che nel 1858 il Cara venne esonerato dall'incarico. Vittima dell'inganno era stato anche il conte Alberto Ferrero di La Marmora.
Egli infatti proprio in quegli anni aveva acquistato 87 bronzetti e, con il nobile intento di salvarli dalla dispersione, ne fece donazione al Museo di Cagliari nel 1851. Insomma, gli abilissimi falsari erano riusciti a raggirare anche il celebre viaggiatore piemontese. La collezione donata dalla Marmora, inutile per lo studio delle antichità sarde, ci rivela però una singolare e bizzarra immaginazione dei falsari nella rappresentazione della religione degli antichi sardi. Le divinità rappresentate, infatti, danno luogo ad un surreale Olimpo di mostri cornuti e con la coda, uomini ed animali con gli attributi più irreali e misteriosi. Ma torniamo alla nostra storia che volge ormai verso l'epilogo. Pubblica amministrazione e all'attività di illustri studiosi quali Vivanè, Pais, Taramelli ed altri, nel 1904 venne inaugurata la nuova sede del Museo Archeologico di Cagliari, nell'attuale Piazza Indipendenza. E con questa data la nostra storia si conclude. Continuano invece i furti e i trafugamenti di reperti archeologici, le incongruenze in materia di legislazione museale, così come continuano le polemiche che spesso inducono al sorriso sull'attribuzione della paternità delle opere d'arte. La menzogna, come ha affermato lo storico francese Marc Bloch, è il peggior nemico della conoscenza e della storia, ma anche quel fattore capace di insinuare nell'animo umano l'amore per la verità.